Errore umano magari provocato da un malore, guasto tecnico del mezzo o errore di indicazioni da parte della torre di controllo. Queste le tre ipotesi al vaglio della procura, che ha aperto un'inchiesta sull'incidente aereo accaduto sabato a Padova all'esterno dell'aeroporto Allegri, quando in fase di atterraggio il velivolo pilotato dall'84enne Egidio Gavazzi si è schiantato in un'area di servizio dismessa di via Sorio, evitando miracolosamente per pochi metri un condominio. La procura ha avviato l'indagine per disastro aereo, ma al momento non c'è nessun iscritto nel registro degli indagati. Nel frattempo risulta impossibile effettuare l'autopsia sul corpo del pilota Egidio Gavazzi, facoltoso imprenditore lombardo, morto carbonizzato nel tremendo impatto. I rottami dell'aereo sono stati posti sotto sequestro. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il pilota, che doveva atterrare alle 13 a Padova, si sia reso conto di non riuscire a completare l'atterraggio in pista e abbia tentato così una manovra per riprendere quota, toccando però un albero e inclinandosi fino a schiantarsi sul piazzale dell'ex distributore, evitando fortunatamente le abitazioni vicine.